L'idea di portare Come le Stroppe qui in Consiglio regionale è proprio quella di raccontare una serie di storie, di lotte sulla tutela dell'ambiente, la tutela del territorio e la salute dei cittadini nella Bassa Padovana e nel Veneto. L'obiettivo è quello di raccontare il fatto che spesso queste storie vengono descritte come il partito del no e invece raccontano delle alternative, cioè delle alternative che anche noi politici e le istituzioni dovrebbero prendere in considerazione quando prendono le decisioni. Faccio un esempio, l'ex CIMA di Monte Ortone. Proprio martedì il Consiglio regionale, su mia proposta, si è impegnato a fare in modo che non ci siano delle varianti urbanistiche che cementificano il territorio proprio ai piedi dei colli, come voleva fare uno dei comuni che aveva proposto una variante. Ecco, l'obiettivo è quello che queste mobilitazioni ci spieghino come prendere le decisioni e prenderle per gli abitanti e per la loro salute, la tutela della loro salute. Il titolo è Come le Stroppe ed è stato scelto tra tante proposte e tante ipotesi perché ci sembrava riuscisse a raccogliere la collettività e l'estensione e la rete delle persone, dei soggetti, dei comitati, delle associazioni che hanno contribuito a scrivere questo libro. Le stroppe sono appunto una pianta che viene utilizzata per legare le viti, veniva utilizzata per costruire cesti in vimini e altre cose di questo tipo, quindi un intreccio positivo che riusciva ad essere utile. Era una pianta che appunto secca, pitozzata, ricresceva e spuntava verso l'alto ed è un po' anche il simbolo di molte delle realtà che si sono battute, si stanno battendo in difesa della salute e dell'ambiente, che a volte vengono capitozzate, decapitate, ma poi ricrescono forti e riescono anche a vincere delle battaglie importanti come quelle che sono raccontate all'interno del libro. Questo libro è come un coro di voci miste, ci sono tantissime esperienze, io mi sono occupato di raccontare lo scandalo Mose e come la corruzione ha inciso nell'aumento dei costi per una grande opera che doveva salvare Venezia, speriamo che lo faccia veramente, qualcosa è sicuramente servita, mancano ancora molte integrazioni, ma ci sono dei piccoli grandi Mose spersi nel territorio in terraferma. Io voglio ricordare per esempio Veneto City, che era l'idea di costruire una città di 10.000 abitanti in mezzo ai campi all'inizio degli anni 2000. Doveva trasferirsi la fiera di Padova, doveva arrivare l'università, il porto di Venezia doveva comunque essere presente. Questa idea è implosa, non si è fatto nulla, ma viene rilanciata adesso e sarà una Veneto City dei capannoni, cioè continueremo a sprecare territorio come in tanti altri casi, temendo, spero che non succeda quello che diceva il poeta Zanzotto, e cioè che dopo i campi di sterminio adesso siamo passati allo sterminio dei campi. Parliamo di un movimento, il movimento No CSS, per contrastare l'utilizzo del combustibile solido secondario all'interno delle cementerie. Abbiamo fatto questa battaglia nel lontano 2016 per contrastare l'utilizzo di questo inquinante, perché andava a impattare ovviamente sulla salute di tutti, in primis dei nostri figli e delle nostre figlie. Quindi è stata proprio una battaglia pensando alle generazioni future, ai nostri bambini e alle nostre bambine. È andata bene perché infine proprio nell'ultimo secondo praticamente, quando già la provincia aveva stabilito di poterlo utilizzare, è entrato un cavillo normativo che ha bloccato tutto, ma sicuramente è stato importantissimo la nostra mobilitazione, quindi la nostra presenza nelle piazze, nei consigli di istituto, nei consigli comunali. Decisivo sono gli anni 80, dagli anni 80 all'inizio degli anni 90, in cui alcune battaglie locali hanno non solo aperto la sensibilità all'ambiente, ma anche dato un metodo che poi si è sviluppato in maniera completa negli anni successivi con la nascita del Comitato Lasciateci Respirare. Prima di allora la chiusura del primo inceneritore nel Veneto e poi un convegno regionale importantissimo che ha raccolto tutte le esperienze ambientaliste dell'epoca e ha messo insieme studiosi e militanti, attivisti si direbbe adesso,
che hanno potuto giovarsi di un metodo, come dicevo, che al no metteva sempre dietro una proposta alternativa, ed è credo la caratteristica principale nella Bassa Padovana. Noi siamo ritenuti un territorio dove i comitati dicono sempre no, ma dicono no proponendo delle alternative. Noi non vogliamo i cementifici che sono inquinanti, perché vogliamo un parco di Colli Euganei vero, dove ci sia lo sviluppo di economie che siano compatibili con il parco stesso.